Ed eccoci nel post partita di questa clamorosa vittoria da parte del Trissino. È stata una partita molto combattuta ma anche molto energica. E intervistiamo appunto Maria Boscaro e Stella Rossato. Maria, da dov'è che avete tirato fuori tutta questa energia e soprattutto questa potenza fino all'ultimo secondo della partita? Sì, buonasera a tutti. Questa è stata una partita veramente combattuta fino alla fine. Nonostante avevamo pareggiato in casa, siamo arrivate con la grinta giusta in campo ed è stata proprio l'unione di squadra a farci vincere questa partita. Immagino tu sia stata contenta anche della doppietta, è stato un gran trionfo personale. Sì, è stato molto bello segnare contro il Matera e non me l'aspettavo perché non era scontato che segnassi, però dopo tutti i sacrifici che abbiamo fatto anche durante gli allenamenti, che ci ha fatto fare gli esercizi il nostro allenatore, sono stata veramente contenta. E dal punto di vista invece della difesa rispetto al Matera, come ti sei trovata oggi? No, no, mi sono trovata bene, sappiamo che loro attaccano sempre fino all'ultimo secondo. Noi questa settimana ci siamo preparate bene, avevamo la testa su questa partita, volevamo portarla a casa a tutti i costi. Adesso avanti così e vogliamo arrivare prima in campionato e dopo portare a casa lo scudetto. Sì, infatti ben detto, cioè con questa energia sicuramente si prospettano delle partite entusiasmanti. Adesso vi volete un attimo rasserenare oppure siete già pronte al prossimo obiettivo? No, siamo già pronte al prossimo obiettivo, che mi sembra sia prossimo sabato contro il Villasana, quindi in Champions, e siamo nella buona strada e vogliamo continuare così. Ebbene, allora il Trissino è super agguerrito e da qui vi salutiamo dal Paladante. Grazie ragazze.